Genesi capitolo 36. E discendente Esaù, moglie, figli Esaù a Canaan. Questa è tutta la discendenza di Esaù, che lo chiamavano pure Edom. Esaù pigliava moglie fra i figli dei Cananei. Ada a figli Elon, Littita, Olibama, a figli Ana, che era figlia di Zibeon, l'Urrita. Basemat a figlia Ismaele, a sore Nabaiot. Ada sgravaia Esau Elifas, Basemat sgravai Reuel, Olibama sgravai Eus, Yaalam e Core. Questi sono tutti i figli di Esau che nascettano in due paesi Canaan. A migrazione Esau. Poi Esau pigliava moglie sue, e figli e figlie tutte le persone che stavano a casa sua, tutte le pecore sue, tutte le bestiame sue, e tutti quelli bene che si era accattati in due paesi Canaan. E se ne in due paesi Roseir, arrasato il fratello suo Giacobbe, perché tutte quelle che tenevano era troppo rosse perché potessero campare insieme, e tutta quella terra dove loro stavano a Lugianne non era abbastanza rossa per poter sfamare tutte le vestiame che tenevano. E così Esau si fermava, goppa il mondo Roseir. Esau venne pure chiamato Edom. A discendenza di Esau a Seir. E questa è la discendenza di Esau, o padre di Dumeia, goppa il mondo Roseir. Chi sono i numeri figli Esau? Elifas suo figlio Ada, a moglie Esau Reuel, o figlio Basemat, a moglie Esau. E figli Elifas furono Teman, Omar, Zefo, Gatam e Kenas. Elifas, suo figlio Esau, aveva moglie Timna, che sgravaia a Elifas Amalek. Chi sono i figli Ada, a moglie Esau? Chi sono i figli Reuel? Nat e Zerach, Samma e Misa. Chi sono i figli Basemat, a moglie Esau? Chi furono i figli Olibama, a moglie Esau, a figlia Ana, che era figlia di Zibeon, che si sgravaia a Esau, Jeus, Yaalam e Core. E Gabe Edom. Chi sono i Gabe figli Esau? I figli Elifas, primo nato Esau, o Gabe Teman, o Gabe Omar, o Gabe Zefo, o Gabe Kenas, o Gabe Core, o Gabe Gatam e o Gabe Amalek. Chi sono i figli Elifas in due paesi Edom? Chi sono i figli Ada? Chi sono i figli Reuel, o figli Esau, o Gabe Natat, o Gabe Zerach, o Gabe Samma, o Gabe Misa? Chi sono i Gabe Reuel in due paesi Edom? Chi sono i figli Basemat, a moglie Esau? Chi sono i figli Olibama, a moglie Esau, o Gabe Jeus, o Gabe Yaalam, o Gabe Core? Chi sono i Gabe Olibama, a figli Ana, a moglie Esau? Chi sono i figli che sono Gabe loro? Chista e Edom. A discendenza di Seir l'Urrite. Chi sono i figli di Seir l'Urrite che stanno in due paesi? Lotam, Zobal, Zibeon, Ana, Dison, Ezer e Disan. Chi sono i capi l'Urrite, figli di Seir in due paesi Edom? I figli di Lotan furono Ori, Eman e Azor e Lotan e Timna. I figli di Sobal, Alvan, Manakat, Ebal, Sefo e Onam. I figli di Zibeon sono Ya e Ana. Chi stana fu chi che trovai sorgiva cavere in due deserto per tramente pasceva i giucci rubati Zibeon. I figli di Ana sono Dison e Olibama, a figli Ana. I figli di Dison sono Emdam, Esban, Itran e Geran. I figli di Ezer sono Bilan, Zavan e Akan. I figli di Dison sono Uz e Aran. Chi sono i capi l'Urrite, o capi Lotan, o capi Sobal, o capi Zibeon? O cape Ana, o cape Dison, o cape Eser, o cape Disan. Chi sono i capi tutte l'Urrite, che si vuole casata loro, in due paesi Seir. E il re è Edom. Chi sono il re, che regnava in due paesi Edom? Prima un re si mettesse a regnare con l'Israelite, Bela, o figlia Peor, a regnare in da Edom. E la città sua si chiamava Dinaba. Quando Jobab murette, a regnare al posto suo Usa, che era la terra dei Temanite. Quando Usa murette, a regnare al posto suo Adat, o figlia Bedat. Chil, che mazziai i Madianite, in de steppe e Moab. E la città sua si chiamava Avit. Quando murette Adat, a regnare al posto suo Samla e Masreca. Quando Samla murette, a regnare al posto suo Saul e Recobotnar. Quando murette Saul, a regnare al posto suo Baal Canan, o figli Akbor. Quando murette Baal Canan, o figli Akbor, a regnare al posto suo Adar. La città sua si chiamava Pau, era la moglie che si chiamava Metabel, che era figlia Madret e veniva da città e me Zap. Ancora i capi Edom. Chi sono i numeri capi Esau, secondo le famiglie loro e città loro, che i nomi loro? O cape Temna, o cape Alva, o cape Yetet, o cape Olibama, o cape Ela, o cape Pinon, o cape Kenan,
o cabe Teman, o cabe Misbar, o cabe Magdiel, o cabe Idam. Chi sono tutte cabe Edom, secondo città loro, in da terra che era una proprietà a loro. E proprio di chi sei Esau, o padre, e tutto, l'Idumeia.